Do il benvenuto ai Noveis. Grazie. Ciao. Benvenuti. Allora, avete appena pubblicato un album, se Sì, non sbaglio, sì. che è un titolo diciamo abbastanza rumoroso, ma lo andremo a scoprire più tardi. Immagino che stasera ci presenterete insomma dei brani da questo nuovo album che insomma ricordiamolo, si intitola Il mondo non è un posto silenzioso, dico bene? Sì, dici bene, anche non lo è proprio. Non lo è per Silenzio. niente, non è per, ma tu dici chissà che tipo di rumori, cioè dici proprio rumori, anche rumori diciamo, rumori di fondo, Di ogni tutto, genere. di fondo, piacevoli, meno piacevoli, si prende tutto e si fa un Anche mischione. quei rumors come si dice. Vabbè, Sì. adesso cercheremo di capire di quali rumori si tratta. Noi adesso con che cosa cominciamo a entrare in questo album? Con È solo un sogno, che è un pezzo interessante, c'è un ghiro nel pezzo originale proprio sul disco, qua non ce l'abbiamo, Vabbè, certo, però vabbè, ce lo immaginiamo, un allora po' ci assomiglia. cominciamo così in maniera un po' onirica, quindi Sì. è solo un sogno, signori e signori, Noveis al salotto. Un'altra notte dentro l'oscurità, un'altra notte in giro in tutti i suoi bar, ma come ho fatto a camminare? Un'altra notte in mezzo all'oscurità, un'altra notte che non risolverà, ma quel che ho perso non tornerà. E non c'è niente di più al mondo che potrà farmi correre, ed è qualcosa di più profondo che non mi fa perdere. E non c'è niente di più al mondo che potrà farmi cedere, ed è qualcosa di più profondo, l'infinito correre, hai una mente a perdere, a credere. Questo sono in mezzo all'oscurità, solo un uomo che perdonerà, un altro squarcio e non c'è niente di più al mondo che potrà farmi correre, ed è qualcosa di più profondo che non mi fa perdere. E non c'è niente di più al mondo che potrà farmi cedere, ed è qualcosa di più profondo, l'infinito correre, di una mente a perdere. Sono un sogno, se starò sveglio a casa tornerà, e se il mio orgoglio busserà per sbaglio, distratto caccherò.
Noveis, abbiamo cominciato in maniera così appunto un po' onirica a scoprire questo vostro ultimo lavoro che è uscito da quanto? Da poco, no? Da poco. Ti passo il chitarrista così parla un po' lui, perché non parla mai. Vabbè, no, ma perché è timido, diciamo, o perché non lo fate parlare mai? Perché parlo troppo. Ah, perché parli troppo, quindi diciamo non è che non parla mai, diciamo. Va bene, e allora dicevamo, quando è che è uscito l'album? Visto che 22 di siete- febbraio, Quindi diciamo, veramente neanche un mese, meno di un mese. meno di un mese fa avete fatto, insomma, in studio com'è andata? Vi siete messi lì Malissimo in studio, malissimo? perché dovevamo uscire un anno fa. Vabbè, ma quello sai come vanno queste cose, è normale, è chiaro, perché ci sono sempre degli intoppi poi quando si cominciano a fare queste cose, vero? Grossi intoppi, praticamente l'abbiamo sentito dall'inizio alla fine e ci faceva schifo. Ah, non vi piaceva a voi proprio? Ah. E quindi avete fatto un labor lime, come si dice nei classici, capito? Avete fatto un lavoro di lima, vi siete messi lì un anno, avete speso fior di quattrini, però adesso siete soddisfatti, possiamo dire. Sì, sicuramente sì. Siete soddisfatti che questo album si può trovare dappertutto? Sì, dappertutto. Si può trovare quindi anche su queste piattaforme digitali nuove? Per su adesso queste- soltanto in maniera liquida, come si suol dire. Quindi solo su Spotify? Basta fare che cosa? Scrivere Noveis? Sì, ma la cosa strana è che noi abbiamo cominciato a farle tutto liquido. Una volta quando... Io sono abbastanza vecchio. Quando iniziavi dicevi, ma perché non lo metti sulla rete? Il CD è vecchio. Adesso mi ha messo sulla rete. Quando è che fate i CD fisici? Quindi siamo ritornati indietro di... Di qualche anno, adesso poi col tempo farete anche di nuovo le cassette, tempo al tempo Assolutamente farete sì. anche I le vinili, vinili, uscirà, no, i vinili. magari anche con quel supporto appunto del nastro magnetico. Va bene, allora proseguiamo nell'esplorazione diciamo di questo vostro lavoro con quale titolo adesso? Bisogno di niente, è un pezzo, diciamo, che parla di quanto non si ha bisogno di niente quando si hanno le proprie passioni e le persone alle quali si vuole bene ti seguono nelle tue passioni, insomma, ti stanno sempre appresso. E quindi è un pezzo così, un pezzo di cuore, via. Non mi aspettavo, sai, di ritrovarti qui tra una chitarra ed un microfono e in mezzo a quattro note appesi ad un bel riff. Non mi resta che cantarti ancora. E sentire che i tuoi occhi sono ancora su di me, non li hai chiusi neanche un attimo. Alzo la mia voce per trovare te, non mi resta che parlarti ancora, per dirti che vale la pena di stare qua giù. In ogni tua frase io trovo un motivo in più. Abbracciami e prendimi per quello che sono. Abbracciami e tienimi per quello che sono. E non avremo mai più bisogno di niente. E non avremo mai più bisogno di niente. Se non sei andato via, un motivo ci sarà, di sicuro non ti ho mai legata. Vuol dire che hai capito che la vita è un rock and roll, non ci resta che ballare ancora.
per dirti che vale la pena di stare qua giù. In ogni tua frase io trovo un motivo in più. Abbracciami e tienimi per quello che sono. Abbracciami e prendimi per quello che sono. E non avremo mai più bisogno di niente. E non avremo mai più bisogno di niente. Abbracciami e prendimi per quello che sono. Abbracciami e tienimi per quello che sono. E non avremo mai più bisogno di niente. E non avremo mai più bisogno di niente. Grazie. No Ways, questa era adesso il titolo qua grazie. diciamo non avevamo mai più bisogno di niente. Bisogno di credo. niente, Però bisogno di niente, non- sì, sì. non Va bene, ero ma a te è sicuro. concesso tutto. Non ero sicuro diciamo se non avremo, se non abbiamo Non avessimo. non avessimo diciamo su come declinare il tempo di questo titolo che fa parte di questo album che è appena uscito. Abbiamo detto il mondo non è un posto silenzioso, Esatto. però io non ho capito se a voi diciamo piace il silenzio o preferite il casino. È questo che bisognerebbe mettere, cioè, perché potrebbe essere diciamo una cosa bella ma anche una cosa brutta. Allora, a voi di piace il fatto, silenzio? in realtà, Sì, un dato sì. di fatto, cioè non è un posto silenzioso. A volte No, ma casino- dico, a parte il fatto che non sia un po' silenzioso, a voi dico piace il silenzio, piace il Allora, piano io arrivo dal punk, quindi Sì, per ti piace- forza. ti piace il Cioè, casino. un po' di casino mi piace, ma è giusto che sia È così. giusto che sia così. Poi- Poi adesso tu dici non abbiamo fatto un sondaggio nel gruppo, non vorrei, magari il chitarrista è più uno che gli piace, non lo so, vede, Ma no, è rumoroso anche lui a modo suo. non vi siete È confrontati. brutta detta così, però però su questa cosa, no, non ci avete pensato. Perché bisogna confrontarsi? Decido Ma io no, e no, basta. cioè, siete lì, magari Basta. che ne so, non è che dovete confrontare. No, mai. Va bene, quindi non è un posto silenzioso, però un po' di casino ci piace, diciamo, questo Sì. potrebbe essere anche un po' il messaggio che sotto sotto ci volete dare. Allora, il prossimo brano come si intitola? si intitola Il mio matrimonio. Ah, Your Wedding. Sì, che non parla specificatamente del mio, però dato che una buona percentuale del gruppo ha avuto un matrimonio un po', punto. Un po'. Quindi fammi capire, un pezzo allegro e un pezzo triste qua. È un po' così, dolce amaro, diciamo. Adesso lo andiamo a sentire, il mio matrimonio, No Ways. Sei stato invitato a questo tuo matrimonio. Sei stato invitato a dire lo voglio. Sei proprio sicuro che era questa mattina? Che era con lei, con la sua vicina. Qualcuno mi dica, vi
prego che ora è, e dove mi trovo, e quello cos'è. Appena capisco che è successo qui in fondo a me, ritroverò, oh no, le mie certezze, se le avevo trovate sono solo le mie debolezze che si sono truccate, chiuse in fondo a me, sono le stesse prima che entrassi dalla porta, disperse nelle promesse, me le sono scordate. Non serve una chiesa per fare ste cose, non c'è neanche il prete, sono troppe le spose. Avevo contate più di 100 invitati, non vedo mia madre, se la sono scordati. Qualcuno mi dica, vi prego che ora è, e dove mi trovo, e quella cos'è. Appena capisco che è successo qui intorno a me, ritroverò, oh no, le mie certezze, se le avevo trovate sono solo le mie debolezze che si sono truccate, chiuse in fondo a me, sono le stesse prima che entrassi dalla porta, disperse nelle promesse, me le sono scordate. Non so che dire, non so che fare, se torno indietro mi farò male, non so aspettare di poter capire quando è il momento di abbandonare. Non so che fare, non so che dire, se torno indietro mi farò male, non so aspettare di poter capire quando è il momento di abbandonare. Grazie. No Face, questo era il mio matrimonio sempre dall'album Il mondo non è un posto silenzioso, è appena uscito, quindi usciranno magari poi ancora altri singoli, chissà che state preparando magari qualche altro video, altre cose, state facendo un videoclip, è chiaro. Un videoino.
chissà, e quando ce l'avete in mente di farlo uscire? Possiamo dire già una data, dice, non ci sbilanciamo perché già col disco, è chiaro, è chiaro. Seguite quindi la pagina Facebook di Novace. Adesso con che brano ci volete salutare? Volete darci l'arrivederci qui in Piazza Vittorio dal salotto a tutto lo streaming che mandiamo su cortocorto.it? Questo è un pezzo di un album di qualche tempo fa, si chiama Lady. Andre, vuoi aggiungere qualcosa? No. Perfetto, no. Va bene, va bene. Lei ha messo gli occhi sul tuo vestito blu, copre l'essenziale, per me copri di più. Non fatta assai di strada, non stare insieme a te, non sembra che abbia tempo per discutere. Ehi lady, non ci sei solo tu. Ehi lady, hai mai pianto per lui? Ehi lady, continua a scappare via. Ehi lady, ma che vita è la tua? Come nei tuoi progetti, quello che vorrai, di chi ti aspetta a casa, di chi diventerai. Non fatta assai di strada, di stare insieme a te, sembra che abbia il tempo per discutere. Oh, hey, lady, non ci sei solo tu. Hey, lady, hai mai pianto per lui? Hey, lady, continua a scappare via, via, via. Hey, lady, ma che vita è la tua? Ma che vita è la tua? Ma che vita è la tua? Ma sei proprio sicura che non ferisci la mia? Hey, lady, non ci sei solo tu. Non ci sei solo tu, solo, solo. Hey, lady, continua a scappare via. Hey, lady, ma che vita è la Grazie.
Grazie. No ways, grazie mille, thank you very much. Noi vi ringraziamo tantissimo anche tutti gli altri che sono intervenuti questa sera, ovvero a Shotman con Blue Elia, buongiorno. Facciamo anche un applauso per gli Sharp Noise che sono intervenuti questa sera. Alla parte tecnica Sergio Olivato e Danilo Samada a Bruxelles. Per quanto riguarda il salotto per questa settimana qui al Lab è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e adesso non ci resta che mandare la sigla. Olè. Ci sto